Buongiorno a tutti, Massimo De Marchi da G-Science TV e Adriana Cavaglià, Consiglio Nazionale dei Geologi, e chiederemo, in seguito al convegno di oggi, il ruolo di geologi in questi eventi sismici dell'ultimo anno. I geologi con l'emergenza del terremoto del centro Italia hanno avuto un ruolo per la prima volta, un ruolo proprio nella gestione e soprattutto nel superamento dell'emergenza. Sono stati operativi per quanto riguarda la gestione informatizzata delle schede AIDES, perché comunque è stato inserito un nuovo applicativo Ericus, un applicativo GIS Ericus, proprio per la gestione del danno, quindi del danno agli edifici, e con la grande esperienza maturata negli anni da parte dei geologi c'è stato un grande supporto tecnico proprio per quanto riguarda la formazione che è stata fatta all'interno dei COC proprio per l'utilizzo di questo applicativo, e in più sono state svolte attività di tipo tecnico per quanto riguarda la parte di rilevamento geologico tecnico, anche sempre per il danno agli edifici, quindi nelle verifiche di agibilità degli edifici, quando c'era necessità di fare un approfondimento di carattere geologico e geotecnico sul contesto nel quale insisteva appunto il fabbricato. Ti chiedo un'ultima cosa per chi non conosce le parole tecniche: cosa significa COC, cosa significa Ericus? Sì, Ericus è un applicativo che è stato sperimentato per la prima volta in un'esercitazione che è stata svolta giugno scorso in Piemonte, ed è un applicativo che serve proprio per inserire a livello informatizzato tutti i dati che vengono fuori dalle verifiche che vengono fatte sugli edifici, quindi verifiche di agibilità e danno degli edifici. COC invece vuol dire Centro Operativo Comunale, ed è la struttura comunale che gestisce in qualche modo un'emergenza. Perfetto, grazie e buona giornata. Grazie.